produttori agricoli veneti che hanno preso parte alla manifestazione. È a rischio la tenuta delle nostre imprese. L'allarme. Aumento del 200%, un'altra bolletta shock arrivata in municipio spinge il sindaco di Farra di Soligo a chiamare a raccolta i primi cittadini per una mobilitazione di protesta. Lo spettro del Covid, aumentano i contagi e l'incidenza in Veneto è tra le più alte in Italia. Intanto da domani decade l'obbligo di mascherine su treni e autobus. Omicidio di Abano Termini, il ritratto della fidanzata di Mattia Caruso, rea confessa del delitto, fa emergere una relazione definita malata da chi li conosceva, gelosie e liti continue all'ombra del delitto. 39enne motociclista muore schiantandosi contro un'auto a Verona. Ieri sera la 10ª vittima da settembre nella Marca, perde la vita un papà di 43 anni. I cacciatori veneti in protesta stamane a Venezia dopo le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sulle limitazioni alla stagione venatoria. Al canile di Presina di Piazzola sul Brenta domenica la singolare messa per gli animali, dalla benedizione alla festa per una giornata particolare. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la protesta in scena a Milano dei coltivatori di Coldiretti che protestano contro i rincari che dicono rischiano di mettere in ginocchio le nostre aziende. Non è più tempo per le parole, servono misure urgenti. Una 3 giorni di manifestazione del mondo agricolo e sono già 100.000 gli ospiti arrivati al villaggio Coldiretti di Milano in solidarietà ai produttori piegati dagli aumenti. Rincari che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende e con loro i prodotti tipici che hanno fatto conoscere l'Italia e il Veneto in tutto il mondo. E a Milano nutrita la rappresentanza veneta per chiedere interventi urgenti perché spiegano il tempo delle parole è finito, adesso bisogna fare presto. Con il rincaro dei prezzi vediamo che la situazione diventa insostenibile per i nostri contadini e quindi siamo venuti qua per cercare di provare tutti insieme a dare una mano a noi stessi e anche a quelli che sono i nostri cittadini, perché dipendiamo da quelle che sono le nostre culture, le nostre risorse che sicuramente sono meglio di quelle che possiamo trovare al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Per chiedere aiuti al comparto agricolo, che è il settore strategico per il nostro Paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. La giornata è stata anche l'occasione per far conoscere ai visitatori e soprattutto ai più piccoli le produzioni agroalimentari che caratterizzano i nostri territori. Per far conoscere, per far toccare con mano i nostri cittadini, i nostri consumatori, il meglio del nostro Made in Italy. L'agroalimentare a livello nazionale cuba più di 500 miliardi di euro e solo a Padova abbiamo più di 1 miliardo. Aumento del 200% è l'ennesima bolletta shock arrivata nel municipio di Farra di Soligo, siamo in provincia di Treviso, che spinge il sindaco Perencin a chiamare a raccolta i colleghi per una mobilitazione di protesta. Diventa insostenibile la cosa, dovremmo fare secondo me un'azione tutti assieme perché l'azione singola del comune di Farra di Soligo non va da nessuna parte, ma dovremmo pensare bene tutti quanti quali politiche anche di protesta mettere in piedi, perché ripeto, così non si può più andare avanti. Per il sindaco di Farra di Soligo il tempo delle riunioni è finito. L'ultima, il 16 settembre scorso a Treviso, aveva visto i primi cittadini, non solo della Marca, mettere sul piatto tutte le difficoltà di un periodo tremendo. Ma mentre si attende che la politica intervenga, le bollette shock continuano ad arrivare. Questa mattina è arrivata, la seconda bolletta, quindi quella di agosto, perché del mese di luglio erano arrivati 35.000 euro a fronte dei 9.000 dello scorso anno. Questa mattina invece è quella di agosto e stiamo parlando di una cifra di 41.000 euro. Una bolletta di sola energia aumentata di quasi il 200%. Un aumento pauroso, dice il sindaco, se si pensa che queste cifre arriveranno anche a tutti gli enti locali. Preoccupazione alta anche per le aziende, soprattutto le famiglie e gli anziani. Dal 1 ottobre la bolletta in Italia avrà una maggiorazione media del 59% e per una famiglia media un raddoppio della spesa energetica già sicuro.
Questa mattina ho ricevuto una signora che mi ha fatto vedere la pensione minima di 550 euro e una bolletta di 180 euro. Quindi io sono seriamente preoccupato. Una bolletta, quella arrivata al sindaco, che prende in considerazione solo il costo dell'energia elettrica. Per gli enti pubblici, infatti, l'anno termico inizia da metà ottobre e i timori di non riuscire a pagare anche il gas sono tanti. Impensabile, continua il sindaco, l'ipotesi di tagliare appalti e servizi ai cittadini. È di un mese fa la lettera che Perencina aveva inviato al presidente Draghi per lanciare un grido d'allarme descrivendo già una situazione insostenibile. Necessari interventi del governo per far fronte all'emergenza. È un grido veramente d'allarme di un piccolo comune, ma non possiamo neanche continuare a stare zitti. Qui bisogna che la politica intervenga, ma intervenga subito per mettere un freno. Perché se già adesso siamo in difficoltà noi enti pubblici a pagare le bollette e dobbiamo essere lì ogni mese a fare variazioni di bilancio per inserire liquidità, per pagare costi dell'energia elettrica che sono aumentati, triplicati, quadruplicati, e com'è che arriveremo a fine anno tenendo presente che ancora non abbiamo i costi del gas e del riscaldamento con le scuole che sono già partite? Ed è per questo che il sindaco ribadisce la necessità della protesta, perché la politica intervenga se non è già tardi. Si faccia presto, e si faccia presto vuol dire che probabilmente doveva già essere fatto. Rialza la testa il Covid, aumentano i contagi e l'incidenza che in Veneto è più alta che nel resto d'Italia e la nostra regione è tra le 5 classificate dall'Istituto Superiore di Sanità a rischio alto. Intanto da domani decade l'obbligo di mascherine a bordo dei mezzi pubblici. Poco meno di 5.000 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore e nella nostra regione il Covid torna a crescere di più rispetto al resto del paese. Lo conferma la rilevazione della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana in Veneto i contagi sono aumentati del 50,9% a fronte di una media nazionale del 34% e cresce anche l'incidenza con 557 casi ogni 100.000 abitanti contro i 325 rilevati mediamente in Italia. Una situazione che preoccupa anche in vista della stagione fredda alle porte, che negli ultimi 2 anni è stata caratterizzata da una recrudescenza del virus. Una risalita dei contagi che ha spinto il governo in extremis a prorogare di un altro mese l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie come ospedali, RSE, ambulatori medici e centri diagnostici, sia per il personale che per pazienti e visitatori. Non saranno invece più obbligatorie dal 1 ottobre le FFP2 su bus, metro e treni, una decisione che non convince del tutto i cittadini preoccupati dalla ripresa del Covid. Io la terrei ancora sui mezzi pubblici perché c'è gente troppo calcata, specialmente l'orario che vengono fuori i ragazzi. Si poteva continuare a portarla, sì. Trovo molto sbagliato questa cosa proprio perché in questo momento invece stiamo peggiorando e quindi dovrebbe essere mantenuta sia la distanza che la mascherina. Penso che è giusto perché non si può più con queste mascherine. Dobbiamo proprio abituarsi a convivere con il virus e basta. E poi c'è chi, nonostante l'obbligo non ci sia più, la mascherina continuerà a indossarla lo stesso. Non so quanto sia esatta la decisione, io comunque la metto. Se devo qualche volta prendere un mezzo pubblico mi metto la mascherina, non mi fido. Io se devo andare nei mezzi pubblici me la metto. Secondo me si potrebbe ancora continuare finché non abbiamo una sicurezza in autunno. Siamo alla cronaca, torniamo all'omicidio di Mattia Caruso. Dopo giorni di indagini interrogatori la fidanzata ha confessato di averlo colpito lei mentre erano in auto e la relazione, la storia tra Valentina e Mattia era una relazione turbolenta che si è conclusa nel modo peggiore, un rapporto fatto di litigi furibondi e di riappacificazioni. Su Facebook si presentava come una ragazza acqua e sapone, alcuni selfie la immortalano con un cappellino e lo sguardo di traverso. Valentina Boscaro, 31 anni, padovana, è la donna che ha ucciso con un fendente al cuore Mattia Caruso, quello che da 2 anni, nonostante gli alti e bassi, era il suo compagno. I due si conoscevano già da anni quando lei stava insieme al cugino di lui. Dopo molto tempo si sono incontrati di nuovo e si sono piaciuti.
Erano due teste calde, dicono gli amici. La loro era una relazione turbolenta, fatta di litigi furiosi che portavano a rotture e dispetti. Poi però facevano la pace e tutto ricominciava fino all'ultimo litigio, quello davanti ai laghi Sant'Antonio, in macchina, dove lei ha colpito mortalmente Mattia con uno dei coltelli che il trentenne collezionava. Tra le cause principali di questi litigi, la gelosia di lei che la faceva andare in escandescenza. I genitori di Caruso, forse per questo, non gradivano quella relazione. Prima di incontrare Mattia, un'altra relazione importante da cui è nata una bimba di 3 anni, la rottura con il compagno che ora vive a Roma con la piccola. Lei da qualche anno viveva a Montà e lavorava in un banco d'abbigliamento al mercato, come Mattia, con cui stava progettando di vivere insieme, fino al tragico epilogo di domenica notte. Un motociclista di 39 anni è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto a Verona. Poco dopo le 10 l'uomo si è scontrato contro una Mercedes. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del SUEM, per il 39enne non c'è stato nulla da fare ed è morto durante il trasporto d'urgenza in ospedale. Sul posto 3 pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la strada al traffico per garantire i rilievi di legge e i soccorsi. Si tratta del 10° incidente mortale in città da inizio anno. In tutto il 2021 gli incidenti erano stati 9. E continuano a moltiplicarsi le croci sulle strade della Marca trevigiana, l'ultimo schianto mortale ieri sera a Treviso. Una moglie e 3 figli piccoli che aspettano invano il suo ritorno a casa a Villorba prima che la terribile notizia cambi loro la vita per sempre. La 10ª vittima di settembre nelle strade sempre più insanguinate del Trevigiano è un papà nigeriano di 43 anni, Christopher Okoduwa. Cuoco e cameriere in un ristorante africano a Canizzano, si trovava a bordo della sua Peugeot 206 diventata un ammasso di lamiere dopo lo schianto frontale contro l'altra Peugeot condotta da un 54enne di Macerata. Finito quest'ultimo sul fossato che costeggia Viale della Repubblica a Treviso e vivo per miracolo, estratto dall'abitacolo con ferite lievi e sottoposto agli esami tossicologici. La strada è rimasta chiusa fino a tarda notte per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi e alla polizia locale di raccogliere gli elementi utili ad accertare la dinamica. Il 43enne nigeriano, padre di 3 bimbi di 1, 8 e 10 anni, era diretto a Villorba, direzione opposta per il 54enne. L'impatto all'incrocio con Via del Legname. Christopher è morto sul colpo. Per Viale della Repubblica il secondo dramma in meno di un mese. Il 31 agosto scorso un 27enne della Guinea in bicicletta era stato travolto da un'auto e sbalzato per 10 metri in un fossato, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un confronto con il governo per affrontare il tema delle misure anti-smog in considerazione del contesto di crisi in cui vivono i cittadini e la richiesta che le regioni del bacino padano, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte avanzano dopo un incontro in videoconferenza tra i rispettivi assessori regionali all'ambiente nell'ambito dei lavori dell'accordo di bacino padano. Gli assessori hanno ricordato gli sforzi compiuti in un lavoro coordinato a partire dal 2005 sugli impianti di riscaldamento e sulle emissioni in agricoltura, un lavoro che ha portato ad un miglioramento progressivo della qualità dell'aria. Inoltre hanno fatto il punto sulle misure che entreranno in vigore da domani con le nuove limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel rinviata dal 2020 a causa della pandemia. A riguardo hanno manifestato la necessità di tenere in equilibrio le esigenze di natura ambientale e di miglioramento della qualità dell'aria con quelle di natura economico-sociale in un momento di difficoltà grave per famiglie, enti ed imprese. Dunque, come detto, i comuni veneti sono al lavoro per queste misure anti-smog. Vediamo cosa è stato deciso a Vicenza. Scatta domani e durerà fino al 30 aprile 2023 l'ordinanza No Smog, con le limitazioni alla circolazione e le ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria previste dall'accordo di bacino padano e dal pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione. Tra le novità quella relativa alla chiusura delle porte dei negozi nel periodo di accensione del riscaldamento.
Uno, la chiusura delle porte per i negozi, a meno che non abbiano le lame taglia-aria. Per due ragioni. Uno, perché la fonte principale di emissione è il riscaldamento e quindi cerchiamo di inquinare meno. E poi perché c'è anche il tema delle bollette, quindi insomma cerchiamo di aiutarci tutti a risparmiare dal punto di vista energetico. Anche l'efficientamento energetico è uno degli obiettivi dell'assessorato all'ambiente e quindi teniamo chiuse le porte dei negozi. Misura che con i rincari alle bollette strizza l'occhio anche al risparmio energetico che preoccupa molti dei negozianti vicentini in vista dell'inverno. Io tengo la porta chiusa perché sennò spreco l'ira di Dio, già la bolletta sarà salata. E abbiamo comunque predisposto fin da quando abbiamo rinnovato il negozio la barriera che blocca l'aria, diciamo, davanti alla porta. Io non ho fonte di riscaldamento se non i forni e di conseguenza terrò aperto perché intanto riscaldamento in negozio non c'è e anche dovesse esserci sarebbe ai minimi, visto le bollette che ci stanno regalando. Per quanto riguarda i limiti alla circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, in caso di livello verde non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 i veicoli privati e commerciali a benzina Euro 0 e 1, i diesel fino a Euro 4, che per Vicenza significa lo stop di 23.500 automobili. Con 4 giorni consecutivi di sforamento dei limiti del PM10, il livello arancione, lo stop riguarderà anche i veicoli privati a benzina Euro 2 e diesel Euro 5, quelli commerciali a benzina Euro 2. Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10, il passaggio a livello rosso comporterà lo stop tutti i giorni anche dei veicoli commerciali diesel Euro 5. Ma la deroga c'è per i lavoratori. E poi devo dire abbiamo introdotto una deroga che sono contenta che la Regione abbia anche apprezzato, che riguarda i lavoratori. Tutti coloro che vivono o lavorano a Vicenza, pur avendo un'auto che rientra nei limiti, possono utilizzare le loro auto per il tragitto lavoro-casa e casa-lavoro. Cacciatori provenienti da tutto il Veneto hanno manifestato questa mattina a Venezia contro la sospensione del calendario venatorio. Intanto però l'appello che la Regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stata rigettata. Una marea di pettorine gialle provenienti da mezzo Veneto hanno raggiunto Venezia per manifestare contro la sospensione del calendario venatorio regionale 2022-2023, per difendere la stagione venatoria dalle limitazioni cui è stata oggetto come numero di giorni e per specie cacciabili. I cacciatori hanno raggiunto la sede della Giunta regionale, ma è proprio l'appello che la Regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stato rigettato. Ora l'udienza al TAR è fissata per il 30 novembre, ma nel frattempo l'ordinanza impedisce la caccia a quasi tutte le specie fino a fine mese, oltre che per le 2 giornate integrative che sarebbero previste tra ottobre e novembre. Come è andata oggi? Bene, io mi porto a casa quasi niente. Speriamo che ci ascoltino e noi altri siamo qua che aspettiamo. Vanno come tira il vento qua, ti dicono e poi ti promettono e poi... Colpa comunque della Lega, perché ci ha tradito, ma ha già pagato domenica la batosta delle elezioni. Condivido quello che ha detto lui, perché ha già pagato domenica. Non dovevano fare questo, perché si sono comportati male quelli della Lega. Eravamo numerosissimi e abbastanza rumorosi, pensiamo di aver raggiunto lo scopo. Valeva la pena di venire oggi? Sì. Ma vi ascoltano? Cosa hanno detto? Speriamo... riservati a martedì. Quindi non martedì, ce la... Quindi martedì 4. Voi siete fiduciosi? Sempre se a casa. E adesso per chi ha un animale una data da segnare in calendario, quella del 3 ottobre. È l'unico posto in Veneto dove si celebrano messe con gli animali. Il 2 ottobre, per tutto il pomeriggio, la festa in canile al Rifugio San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta sarà speciale. Dopo i consigli da parte dei veterinari, infatti, alle 15.30 il momento clou della festa, con la Santa Messa celebrata da Don Dino Dalla Pozza e Don Alessio Graziani. Ognuno è invitato a portare i suoi animali per seguire la cerimonia e ricevere la benedizione. E poi la scopertura di un ritratto di Laura Dondi dell'Orologio, storica sostenitrice dell'accoglienza per gli animali, ma anche l'apertura di una nuova aula didattica e dello spazio per gli asinelli.
Non mancheranno le dimostrazioni pratiche del gruppo cinofilo Le Orme, che mostrerà esercizi educativi di base e come funziona la ricerca da parte dei cani basata sugli odori. Infine qualche testimonianza di persone, tra le migliaia sparse in tutta la regione e anche oltre, che hanno adottato un animale al Rifugio San Francesco, per la precisione oltre 5.000 in 19 anni. Il Comitato del Leone d'Oro di Venezia ha conferito il premio Comunicazione 2022 alla giornalista di Media Nord-Est Ilaria Marchiori per l'impegno e la professionalità con cui racconta quotidianamente la realtà del nostro territorio attraverso i nostri canali televisivi. Un premio già assegnato ad importanti firme del giornalismo italiano che Ilaria Marchiori ha voluto condividere con tutto il gruppo Media Nord-Est. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. Si avvicina lentamente l'alta pressione, ci attende un weekend all'insegna di un tempo sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 1 ottobre. Sul Veneto il mese inizia all'insegna di una prevalente stabilità atmosferica. Fino al primo mattino probabili nubi basse e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso con occasionali addensamenti in montagna. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, cielo un po' più nuvoloso sui rilievi e nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge su Alpi e Prealpi Giulie. Temperature minime sui 12-15 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente. Sui settori di confine la nuvolosità rimarrà intensa e in serata saranno possibili deboli piogge. Temperature minime intorno a 11-13 gradi, massime infine sui 19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia.